La capitaneria di Porto di Pantelleria lo sta cercando da domenica notte, ma del 22enne studente padovano Federico Merlo ancora nessuna notizia. Il ragazzo di origine palermitane, ma da molti anni residente a Padova dove studia lingue straniere, è scomparso domenica dall'isola dove stava trascorrendo una vacanza da solo. Le ultime tracce risalgono alla mattina, quando Federico ha noleggiato una canoa nella zona di Scauri. Impegno: il ragazzo ha lasciato il suo cellulare e così le squadre di ricerca non possono contare sulla possibilità di geolocalizzarlo. L'imbarcazione usata dallo studente è stata ritrovata insieme al giubbotto salvagente vicino agli scogli di Punta Nicà. Le ricerche sono riprese all'alba di lunedì e di martedì con squadre di sommozzatori, pompieri, protezione civile e un elicottero che sorvola l'isola. Una possibilità, viste le modalità di ritrovamento della canoa e del giubbino di salvataggio, è che il ragazzo sia stato sorpreso dal maltempo e li abbia abbandonati cercando riparo altrove. Ogni pista resta però al momento aperta.